Quei riflessi verdi-azzurri sono pronti ad illuminare il bel paese per portare quella magia delle Olimpiadi in tutta Italia. È stato svelato il percorso della torcia olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Come da tradizione verrà accesa a Olimpia il 26 novembre. Dalla Grecia poi, carica di calore e fascino, il passaggio di consegna all'Italia avverrà il 4 dicembre, il momento che segna l'inizio del percorso vero e proprio verso l'appuntamento a 5 cerchi. 2 giorni dopo sarà infatti a Roma. Dalla capitale inizierà il suo viaggio lungo lo stivale. La fiamma olimpica toccherà tutte le regioni d'Italia, 12.000 km, attraverserà 300 comuni e 110 province e si fermerà in 60 città. Tappa dopo tappa unirà l'Italia intera in questa grande festa olimpica. La torcia viaggerà con un convoglio lungo quasi 200 metri che a passo lento inizierà il suo cammino ogni mattina dalla città di partenza per portare la fiamma la sera in quella di arrivo. Dal Colosseo alla Fontana di Trevi, dal Duomo di Milano, perfino il passaggio sull'acqua lungo il Canal Grande di Venezia, la fiamma attraverserà simboli del patrimonio culturale italiano. Sarà a Napoli per Natale, festeggerà il Capodanno a Bari e il 26 gennaio tornerà a Cortina d'Ampezzo, esattamente 70 anni dopo la cerimonia d'apertura dei Giochi del 1956, prima di concludere il suo percorso a Milano, entrando a San Siro la sera del 6 febbraio 2026 per il grande inizio. In Veneto toccherà 45 comuni e 6 siti UNESCO nelle tranche di percorso dal 18 al 23 gennaio e dal 25 al 26. 13 invece i comuni friulani interessati dal passaggio della torcia, da Aquileia, Monfalcone, Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone. Da metà gennaio 2026 la fiamma olimpica attraverserà anche il Trentino, coinvolti 16 comuni della provincia autonoma di Trento, oltre al sito UNESCO delle Dolomiti. Toccherà poi alla Gemella, dai riflessi bronzi, girare l'Italia fino alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici il 6 marzo all'Arena di Verona. Il suo viaggio inizierà subito dopo la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici.